E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presenterò un dolce tipico della festività di Santa Lucia. Dovete sapere che Santa Lucia è una santa che ha origini siracusane, ma praticamente a Palermo l'abbiamo adottata. Adesso vi spiego il perché. Intorno al 1400 Palermo è stata colpita da una carestia incredibile, la gente moriva per strada. Quando è arrivato ad un certo punto arrivò un cargo carico di grano, mentre era tanta la fame che non vi fu il tempo di raffinare questo grano e renderlo farina e fare così tutti i vari derivati, pane e pasta, ma fu praticamente appena lessato e condito con un po' di olio e un po' di sale, e così sfamò un'intera popolazione. E questo appunto miracolo è stato attribuito a Santa Lucia perché avvenne il giorno di Santa Lucia. E noi per celebrare la santa ogni anno per Santa Lucia a Palermo non si mangiano farina e derivati, ma soltanto cereali, appunto, le arancine e in questo caso, che è il piatto che vi presenterò oggi, acuccia. Acuccia non è nient'altro che del grano tenero lessato e poi condito o con della crema di ricotta, zucchero, cioccolato, zuccata e un po' di canditi, oppure un'altra versione che è quella fatta con solo crema di cioccolato. Io oggi ve le presenterò entrambe ed è il mio modo per celebrare questa meravigliosa Santa Lucia. Allora, iniziamo subito. È semplicissima, una ricetta veramente facile, veloce, anche se qua vedete 2000 ingredienti, ma alla fine si devono soltanto assemblare perché veramente è una ricetta rapidissima che io vi consiglio di provare anche ai non siciliani, ai non palermitani, chi sa Bergamo, chi sa Milano. Trovate questi ingredienti perché è un piatto meraviglioso, buonissimo. Allora, iniziamo subito con la prima fase, che è quella un po' più lunghetta. La prima fase è quella di prendere il grano e lasciarlo in ammollo 3 giorni. Ora, c'è chi lo va a cuocere subito, immediatamente. Nulla di strano si può fare, però può causare problemi intestinali, aria nello stomaco, un po' di difficoltà a digerirlo. Io il consiglio spassionato che vi do è di metterlo in ammollo 3 giorni e almeno 2 volte al giorno cambiare l'acqua. Quindi lo andate a scolare e rimettete di nuovo sempre acqua fredda. Bene? Fatta questa operazione, adesso lo andremo a cuocere. Semplicemente una pentola colma d'acqua, inserisca all'interno il nostro grano sgocciolato e faccio cuocere 1 ora e mezza, 2 ore, non oltre. Comunque andate controllando. Benissimo, sta cuocendo il nostro grano e adesso andiamo a preparare i condimenti. I condimenti, come dicevo, saranno 2. Una crema di ricotta e un'altra sarà una salsa al cioccolato. La crema di ricotta, ovviamente, io vi invito tutti quanti a travasare la ricotta in uno scolapasta il giorno prima, in maniera tale che possa tranquillamente mandar via tutti i suoi liquidi, perché preferibilmente deve essere una ricotta asciutta. La mettete in uno scolapasta, un piatto sotto e la riponete in frigorifero. Già tutta la notte dovrebbe essere più che sufficiente. Una volta sgocciolata la andrete a lavorare semplicemente con dello zucchero e delle gocce di cioccolato, ma adesso andiamo per gradi, questa la faremo in un secondo momento. La salsa che andremo a fare adesso subito sarà quella al cioccolato. Tegamino con fondo alto e inseriamo inizialmente tutte le nostre polveri, iniziando dal cacao amaro. Ovviamente, come vi dico sempre, la lista degli ingredienti la trovate giù nella descrizione del video, dove c'è il titolo, cliccate altro, si aprirà una finestra e sotto ci sarà tutta la lista con gli ingredienti e le relative grammature. Allora, inserito il cacao, lo andremo a setacciare per togliere appunto eventuali grumi, così avremo una salsa un po' più liscia. E se voi avete altre ricette, altre curiosità legate a questa meravigliosa preparazione, lasciatemelo scritto tra i commenti, avremo così modo di confrontarci. Se il video vi sta piacendo, mettete un like e condividete. Inserito tutto il cacao, andiamo adesso a inserire l'amido di mais. Andremo a setacciare anch'esso. Inseriamo al suo interno anche lo zucchero, poi questo lo spostiamo un attimino, un bel tocchetto di cioccolato extra fondente, lo andiamo a tagliuzzare grossolanamente con il coltello, anch'esso all'interno del tegame. Inseriamo per ultimo il latte, mescoliamo per bene e portiamolo a fuoco dolce
e facciamo addensare. Proprio dobbiamo ottenere una classica crema al cioccolato. Questa qui è la consistenza. Andiamo dal fuoco e andiamo a prendere il nostro grano cotto. Eccolo qua, il grano si è cotto. Aggiungo un pizzico di sale perché l'avevo dimenticato. Fa un profumo con queste scorzette di arancia e limone e anche l'alloro. È qualcosa di indescrivibile. Dopodiché lo copro e lo faccio raffreddare a temperatura ambiente con il suo liquido di cottura. Ci vediamo tra un po'. Una volta raffreddato il nostro grano, lo inseriamo all'interno della pentola col cioccolato e mescoliamo per bene. Ciliegina sopra, granella di pistacchi, eccoci qua, qua c'è la nostra bella cuccia con la crema al cioccolato, bellissima e buonissima. Perfetto, fatta questa, adesso andiamo a fare quella con la crema di ricotta. In una bowl o in contenitore, il chilo capite, insomma, la ricotta sgocciolata, zucchero e con una frusta uniamo i due ingredienti. Una volta uniti i due ingredienti inseriremo per ultimo le gocce di cioccolato e poi il grano cotto e il gioco è fatto. Bedamate!